Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e l'assessore comunale al sociale Simone Venturini hanno visitato la mensa della Casa dell'Ospitalità. La struttura di accoglienza per persone senza dimora di via Santa Maria dei Battuti da alcuni anni assicura nel periodo estivo un pasto a chi ne ha bisogno. Dal 28 luglio a oggi la mensa ha servito quasi 3.000 pasti a più di 100 persone. Sono molti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell'iniziativa, da chi ha donato generi alimentari a chi ha contribuito economicamente agli ospiti della struttura, che lavorano ogni giorno per preparare il pasto e poi un posto a tavola a quanti arrivano. Questa è una soluzione estiva, evidentemente, per far fronte alla chiusura di alcune mense e permette di beneficiare di questo servizio anche nei mesi estivi. L'amministrazione comunale è fortemente impegnata nella riforma del welfare cittadino, ricorda Venturini. L'aiuto alle persone bisognose deve andare di pari passo con l'impegno delle stesse a rimettersi in gioco, a lavorare sulle proprie potenzialità e a seguire un percorso finalizzato all'uscita dalla situazione di difficoltà. Sulla base di questo principio stiamo ricostruendo interamente gli strumenti e i servizi. Lo scopo quindi è quello di condizionare, agganciare agli aiuti, a un letto, a un contributo economico nel caso del comune, a qualsiasi tipo di sussidio, una richiesta di riattivazione della persona. Ti aiuto, però tu mi dimostri che vuoi fare un percorso che ti metta nelle condizioni, se possibile, di non essere più aiutato o comunque di essere attivo, di essere una persona attiva.